Venerdì 16 giugno 2017 BNI Maioliche promuove un aperitivo culturale di networking al Museo Internazionale delle Ceramiche, un'occasione per farsi conoscere ma parlare ancora di più di questo marketing del passaparola. Mirko Caselli, all'interno di BNI Maioliche nasce un gruppo, un power team lo chiamate. Esatto, il Power Team è un gruppo di imprenditori, in questo caso specializzati nel campo edile, dove c'è presente una forte partecipazione di imprese e di professionisti che si sono radunati sotto questo nome Edil Maioliche per dare un servizio che può essere dalla fase iniziale di prima del progetto fino al progetto, la realizzazione e addirittura anche l'arredamento di un immobile che si voglia ristrutturare o costruire ex novo. Oltre 30 i membri di BNI Maioliche, invece nel team Edil Maioliche quanti siete? Allora, siamo 9 imprese che tengono conto di circa 150 professionisti, perché ogni impresa chiaramente ha il suo numero di dipendenti, di professionisti al suo interno, e quindi ad esempio l'impresa che rappresento, la CMCF, vanta 85 persone, altri 25-30 fino a studi di 2-3 persone, quelli chiaramente i professionisti, architetti, geometri o quant'altro. State già lavorando insieme? Ci stiamo affinando alcune cose, abbiamo alcuni progetti specialmente legati a quella che è la ristrutturazione del parco degli hotel, degli alberghi, in quanto riteniamo che ci siano delle agevolazioni fiscali che tra l'altro siamo in grado di gestire internamente per dare anche un discorso finanziario al potenziale cliente. E quindi stiamo mettendo insieme un pacchetto per proporci in questi ambiti nella nostra riviera o anche nella nostra Romagna per appunto attività di ricettive. Salvatore Pisani, il presidente di Rimini Malatesta, il capitolo riminese, oggi a Faenza perché il dialogo c'è. Assolutamente, noi abbiamo ormai instaurato col capitolo di Faenza e col presidente e la vicepresidente Cantagalli un ottimo rapporto legato non solo da problemi di business ma anche di amicizia e stima reciproca. Quanti siete a Rimini? State crescendo? Siamo un capitolo molto formato, siamo circa 45 persone e abbiamo prospettive abbastanza ambiziose, vogliamo arrivare a 58 membri. Se dovesse spiegare a chi ancora non capisce che cos'è BNI, da Rimini al mondo, no? Perché è un dialogo internazionale, come lo spiegherebbe in parole semplici e poche parole? Allora, BNI è, lo dice la parola in inglese, Business Networking International, cioè è un network di marketing referenziato. Quindi si tratta in parole povere di un'organizzazione che propaganda in maniera strutturata il passaparola. Quindi siamo costituiti in capitoli, i capitoli sono organizzazioni di professionisti e imprenditori che si scambiano referenze fra di loro. Quanto avete generato di volume d'affari a Rimini e da quanto siete attivi? Siamo attivi dal novembre del 2016, abbiamo generato a tutt'oggi circa 730.000 euro di affari concluse. Fra gli ospiti oggi di Faenza c'è anche Iman Umid, mediatrice dei paesi arabi, fa parte del capitolo di Rimini, ma più che altro fa vedere come funziona, ci fa conoscere oggi come funziona il rapporto internazionale che si crea fra i membri BNI. Sì, praticamente ho trovato una collaborazione molto salda con un membro di BNI che fa lo stesso lavoro mio, che si tratta di fare l'interprete, compresi anche il lavoro di broker o lavoro di mediazione, di sviluppare le aziende, il lavoro di mercato aziendale italiano all'estero, in Medio Oriente. La signora Emanuela Cantagalli, lei si occupa dei paesi dell'est, io invece mi occupo dei paesi orientali. Come stanno andando gli affari fra l'Italia, in questo caso parte della Romagna, e nel suo caso i paesi arabi e il Marocco? Il prodotto Made in Italy è molto richiesto in Medio Oriente perché è un prodotto che comunque ha il suo perché di qualità e validità, nel mercato è molto presente e di molto richiesto. E purtroppo ci sono aziende che in cui non rispecchiano tutto questo. Il nostro lavoro è quello di individuare l'azienda giusta che presenta il prodotto italiano alla miglior maniera e portarla all'estero e aprire i mercati esteri del Made in Italy.
È vero che essere membro di BNI è una sorta di garanzia un po' in tutto il mondo per i rapporti commerciali? Quello sì, praticamente io da quando sono membro di BNI ho facilitato molto il mio lavoro di broker, di ricerca anche di aziende, viaggiando molto e dove praticamente in molte città italiane c'è un capitolo BNI dove possiamo appoggiare o avere un supporto commerciale. BNI Network International incontra l'arte a Faenza. Emanuela Cantagalli, come è nata questa idea di portare tanti ospiti al Museo Internazionale delle Ceramiche? Innanzitutto ci è stato espressamente richiesto dopo la giornata dell'ospite il 12 aprile, dove più di 70 persone sono rimasti fuori e hanno chiesto appunto di essere rinvitati in un'altra occasione per conoscere meglio il mondo BNI. Motivo per cui proprio nel salotto di Faenza abbiamo voluto organizzare questo secondo evento. Come sta funzionando il capitolo faentino a livello di affari e di espansione? A livello di affari molto bene, perché abbiamo dei grazie affari conclusi per 1.140.000, dato della settimana scorsa. È nato appunto il Power Team dell'edilizia e delle maioliche ed è nato anche il Power Team della consulenza con gli avvocati e interpreti che appunto collaborano in tutto il mondo. E a proposito di mondo, oggi c'è una bella fetta di mondo al museo, tanti ospiti che vengono da tutto il mondo, non solo dall'Italia. Sì, il bello di questo evento qui, che mi ha dato anche molta soddisfazione organizzarlo, che sono presenti 8 nazioni e un po' da tutte le parti d'Italia hanno raggiunto il capitolo Maioliche proprio per conoscerci anche meglio e per sviluppare business con noi. Sintomo di garanzia avere il logo di BNI quando ci si presenta nel mondo? Sì, tutti sanno che comunque BNI è molto pretenzioso verso il membro, quindi pretende non solo un investimento nel tempo, ma anche un investimento proprio nel mettersi in gioco, nel portare ospiti al capitolo e anche referenze veramente valide, sapendo che chi non riesce a raggiungere questi risultati comunque non può durare a lungo nel mondo BNI, anche all'estero è una carta vincente. Queste giornate di apertura, dopo la giornata dell'ospite di aprile, questa di giugno, pensate di replicarle in futuro perché possono essere un buon viatico di comunicazione, appunto di passaparola come è il marketing vostro? Sì, oltretutto una buona parte del marketing del passaparola è proprio basato sulla visibilità. E non c'è miglior visibilità di incontrare gente, spiegare il metodo e avere testimonianze veramente valide da poter mostrare in tutto il mondo. Fra i tanti imprenditori di BNI a Faenza c'è anche un farmacista, Ugo Rambelli. Buonasera, grazie. Sì, è un'iniziativa quella del BNI che mi è piaciuta subito appena l'ho conosciuta, ho avuto modo di apprezzarla. Come lavoro è ovvio che potrebbe essere inconsueto il farmacista o la farmacia come istituzione, visto che è un lavoro un po' cattedratico, forse vecchia maniera, direi quasi antico, però ci siamo sempre cercati di allineare e organizzare il mondo che cambia. Siamo titolari di un sito internet che ha avuto l'autorizzazione del Ministero della Sanità, direi il primo in Emilia-Romagna, quindi molto attenti alla priorità da un punto di vista cronologico. Poi naturalmente siamo stati superati da altri, però siamo stati i primi in tempo reale ad avere avuto questa opportunità che ci dà qualche soddisfazione. Per adesso non ancora come vorrei, ma ritengo che sia un futuro obbligato per noi come farmacia. Poi quello che conta per me nel mondo nostro è uscire dagli schemi soliti cui siamo abituati a vedere. La figura un po' arcigna del farmacista classico, un po' adunco, un po' attento a limare sui soldi, è l'immagine classica, iconoclastica del farmacista. Noi cerchiamo di uscire da quest'idea, da questa immagine che abbiamo e cerchiamo di sdrammatizzarla, cerchiamo di stabilire un buon rapporto immediatamente con le persone, cerchiamo di essere dall'altra parte del banco ed è un ordine assoluto che io ho sempre dato a tutti i dipendenti che ho, sia nella farmacia di Faenza che nella farmacia di Russi, soprattutto perché in questo modo ci si creano delle sinergie a distanza di 15-20 km che consentono di poter avere sempre un'ottima assistenza al paziente e clienti in ogni momento. Anche perché adduciamo fra una farmacia e l'altra 5 magazzini oggi
credo che sia una buona realtà che non è da tutte le farmacie conosciuta, perché probabilmente per varie ragioni non ritengono opportuno farlo, quindi difficilmente una persona va via da noi senza il prodotto in mano. Gianluca Barlotti, importante nel gruppo di BNI, nei membri, formazione per comunicare. Assolutamente sì, io ho il piacere di essere responsabile della formazione di questo capitolo, anche perché durante il periodo in cui uno rimane dentro il capitolo, e di solito è da un anno in su, è importante anche seguire quelle parti che sono la presentazione ad esempio di un imprenditore in 60 secondi. Molte volte capita che in certi contesti in 60 secondi bisogna riuscire a far emergere tutte quelle che sono le differenze fra noi e i nostri concorrenti. Nello stesso tempo a volte invece abbiamo 10 minuti e abbiamo una platea, quindi saper utilizzare il mezzo tecnologico, la voce, la possibilità di tracciare argomenti che siano poi interessanti a tutta la platea. Ecco, questo ed altro viene fatto all'interno di BNI, cioè un percorso formativo che permette a ognuno di noi imprenditori, poi nel momento in cui c'è questo tipo di richiesta, di poter far emergere le differenze che ci sono fra noi e i nostri concorrenti. Anche questo è BNI. Presidente, una bella iniziativa con tanti ospiti oggi al museo. Una bellissima iniziativa, fra l'altro accolta con tantissimo seguito sia da parte degli ospiti che abbiamo invitato noi, quindi imprenditori, professionisti, ma anche da parte delle istituzioni e dell'amministrazione comunale di Faenza, per cui siamo rimasti tutti piacevolmente entusiasti di questo riscontro che abbiamo avuto. Siete già più di 30 nel capitolo Maioliche di Faenza, quali sono gli obiettivi dopo il primo anno di vita di questo capitolo? Dopo il primo anno di vita gli obiettivi sono quelli di rinnovarci, di integrare le professioni e le imprenditorialità, le attività imprenditoriali che ad oggi non sono ancora presenti. Io sono contentissimo del lusingato per l'incarico che ricopre, contentissimo dei risultati raggiunti, perché abbiamo superato il €1 milione di affari, di volume d'affari scambiato, per cui è un traguardo eccezionale. Per avere informazioni su BNI come bisogna fare? Per avere informazioni su BNI si può digitare, andare sul sito di BNI, quindi BNI Italia, e si hanno tutte le informazioni. Diversamente il mercoledì mattina noi ci troviamo al Cavallino ogni mercoledì mattina dalle 7:15 alle 9 per il meeting settimanale. Tanto oggi presentate una grande novità davanti all'amministrazione pubblica e non solo, ai tanti ospiti, questo importante passo verso l'alternanza scuola e lavoro. Sì, crediamo in questo progetto perché secondo noi nessuna realtà migliore di quella di BNI può fare da promotore, può fare da volano per un'iniziativa tanto importante, un metodo didattico formativo tanto importante quale quello dell'alternanza scuola-lavoro, che è regolamentato a livello normativo, che già diversi imprenditori che sono nel nostro gruppo hanno sposato, quindi mi rivolgo per esempio alla Celati Impianti, che già immediatamente insomma, nei suoi uffici ha persone, appunto studenti per l'alternanza scuola-lavoro, e oggi verrà sottoscritto un impegno da parte di BNI in persona mia, del Presidente, per farci promotori e per divulgare questo progetto di alternanza scuola-lavoro. Quindi gli imprenditori di BNI si impegnano a avvicinarsi alla scuola? Assolutamente sì, e ad accogliere appunto gli studenti per concretizzare e per dare seguito a questo progetto importantissimo.